Tempio Ossario, tema da campagna elettorale, ma non è tutto oro quel che luccica. Infortunio alla SMV di Galliera, feriti di Rosà e Cassola, lo sgomento delle comunità e dei sindaci. Incidente nella cisterna, sindacati sul piede di guerra accusano dinamiche troppo frequenti. Presa per il collo dal marito, lo denuncia, lo fa arrestare dopo 20 anni di persecuzioni. Diventano 51 le frane attive a Marostica, il sindaco Mozzo in sorvolo sulle zone colpite. La Democrazia Cristiana di Bassano tira le somme dalla campagna elettorale a pochi giorni dal voto. Altopiano al voto, 5 comuni su 7 chiamati alle urne, la corsa di candidati e liste. Le multe dei Velox di Cadoneghe, ennesimo rinvio dell'udienza preliminare. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con le ultime novità relative al gravissimo incidente sul lavoro avvenuto ieri a Galliera Veneta. Ci sono dei feriti, come sappiamo abitano tutti nel Bassanese, ma sentiamo le ultime notizie. Galliera Veneta, Cassola, Rosà, Fontaniva, 4 comunità coinvolte nell'incidente di ieri sera qui alla SMV SRL in zona industriale artigianale di Galliera Veneta. 4 feriti gravi per le esalazioni dalla cisterna dove stavano lavorando per la sistemazione e per la coibentazione dell'interno. Scioccati anche i primi cittadini, siamo riusciti a raccogliere qualche dichiarazione. Spero che ci sia tanto che vengono fuori di questo brutto episodio, tutti e 4, perché sono 4 famiglie, e posso dire che è un'azienda all'avanguardia e saranno gli aspetti burocratici e della spesa da controllare cosa è successo su questa vicenda. Il sindaco è stato tra i primi ad arrivare sul posto appena avuta la notizia dell'incidente. Gli dico che era una sofferenza e posso dire solo che sia le forze dell'ordine, i pompieri e anche l'operato del pronto intervento sono stati veramente bravi ragazzi, veramente. Col titolare della SMV, Walter Franco, residente a San Zeno di Cassola, ha una conoscenza diretta il sindaco Aldo Maroso. Conosco molto bene perché l'abbiamo seguito fra i vari altri espropriati durante l'esecuzione della strada pedemontana veneta, quindi abbiamo tenuto rapporti molto stretti, abbiamo seguito anche l'esproprio, il fatto che abbia costruito una casa dall'altra parte perché la sua l'hanno abbattuta. L'abbiamo seguito bene e lo conosco molto bene. L'identità dell'imprenditore coinvolto nell'incidente, il primo cittadino di Cassola, l'ha saputa direttamente da noi. Ho sentito la notizia ma non ho capito assolutamente che fosse un nostro concittadino, no? E poi perché quando l'ho saputo ho capito anche che era come titolare impegnato a soccorrere gli altri. Questo tutto sommato dà anche il segno di quanto impegno ci sia stato per evitare questo. Questo è l'ennesimo infortunio sul lavoro che succede nel Veneto e i sindacati vogliono vederci chiaro. Purtroppo, come dire, si susseguono questi incidenti. Per ora sembra, come dire, che non abbiano conseguenze mortali, però hanno un tratto distintivo con gli altri incidenti. C'è un incidente di gruppo. E su questo, come dire, va aperta sicuramente una riflessione su quello che è il tema dell'organizzazione del lavoro. Tra l'altro, tra gli infortunati è presente anche il titolare dell'azienda, da quello che abbiamo capito, quindi il punto di riferimento è come è organizzato il lavoro, come vengono date anche le procedure di sicurezza. In quel caso stiamo parlando di un lavoro in uno spazio confinato. Non meno di 20 giorni fa a Casteldaccia ci sono stati dei morti, sempre in un luogo confinato, vuol dire che non stiamo imparando nulla. Io mi chiedo, ma come hanno fatto i pompieri a scendere e a prelevarli senza rimanere dentro anche loro? Perché loro avevano le disposizioni di protezione individuali. Io mi rivolgo a operai, chi lavora, devono sempre pretendere disposizioni di protezione individuali, altrimenti hanno la facoltà anche di rifiutare di fare delle mansioni che mettono a repentaglio la loro vita. Poi dopodiché, quando arriveranno le contestazioni disciplinari, saremo anche in grado di dimostrare che hanno ragione loro. Anche questo deve passare come messaggio.
Se arriveranno notizie riguardo allo stato di salute e il quadro clinico delle persone coinvolte ve le daremo come sempre nel corso della nostra informazione e come sempre vi raccontiamo quello che succede a Bassano, dove il Tempio Ossario diventa tema da campagna elettorale, ma non è tutto oro quel che luccica. Avete presente quando si dice che la montagna ha partorito un topolino? Ecco, in questi giorni a Bassano c'è chi ha fatto annunci con toni entusiastici per dare il benvenuto appunto a un topolino. Parliamo, come ha scritto in un post la sindaca Elena Pavan, dei 5 milioni di euro stanziati per portare a termine i lavori di recupero e riqualificazione dei siti legati alla memoria della Grande Guerra. Tra questi, come noto, c'è anche il Tempio Ossario. Bene, verrebbe da dire. Dunque sono in arrivo 5 milioni per l'ossario. Sì, insieme però ai sacrari di Cimagrappa, Asiago e Nervesa. 5 milioni da dividere in 4 e già detta così si inizia a capire perché parliamo di un topolino partorito da una montagna. Ma andiamo avanti. Come si evince da questa mozione, presentata nel 2021 in Regione Veneto con primo firmatario Nicola Finco, la stima dei costi per sistemare i sacrari della zona ammonta a ben 13 milioni di euro. Una cifra che in questi anni è verosimile sia addirittura aumentata ed è quindi molto, molto lontana dai 5 milioni di euro annunciati trionfalmente dalla sindaca. Andando avanti, nella mozione si legge che, ad esempio, solo per l'ossario di Bassano i costi sarebbero quasi 2 milioni e mezzo, ma anche in questo caso le stime sono al ribasso e, ad esempio, l'onorevole Germano Rachelle e gli amici del Tempio Ossario avevano più volte parlato ai nostri microfoni di 5 milioni di euro solo per il sacrario cittadino. Ed eccolo qui il topolino, in tutta la sua piccolezza. Oltretutto, incalzano in città, nei 5 anni di amministrazione Pavan non si ricordano passi in avanti e nemmeno prese di posizione concrete della sindaca in difesa del Tempio Ossario, che è bene ricordarlo, ha rischiato a lungo la chiusura. Una battaglia in difesa dell'ossario che Rete Veneta ha portato avanti insieme alla città e che ha fatto segnare più di una vittoria. Ma adesso si tratta di altro. Servono risorse vere e non briciole. Quelle vanno bene per il topolino. Servono risorse anche per la sistemazione di quanto sta accadendo a Marostica, dove la situazione delle frane è davvero allarmante. Oggi il sindaco Matteo Mozzo è stato in sorvolo sulle zone colpite. Vista dall'alto, la frana di Crosara è ben più evidente che dal basso. Solo così è stato possibile al sindaco Matteo Mozzo avere un quadro generale della situazione. Aver potuto mettere in comparazione le immagini dell'ultima emergenza meteo di mesi fa con quella attuale adesso ci darà la possibilità anche di verificare quali sono i movimenti e su che versanti si è mossa di più l'acqua in relazione al passato. Siamo a un totale di 51 frane, si vede molto bene com'è il posizionamento della frana di Crosara, sono arrivate le autorizzazioni e domani dovrebbero cominciare i lavori con i mezzi ad opera di Veneto Agricoltura. Solo ieri le frane conteggiate erano 47 e tutto il territorio è sotto attenzione. Abbiamo fatto dei focus e più giri sopra l'abitato di San Luca per vedere tutti i movimenti che si protraggono in tutto l'asse di Via Valeri fino all'abitato di San Luca Centro, proprio per capire come andare ad operare. Lì la situazione non risulta semplice dal punto di vista operativo, meno complicato per la sicurezza delle persone, ma per assurdo è anche più difficoltoso operare. In questo caso abbiamo degli smontamenti sotto il ciglio stradale, qualche decina di metri in mezzo al bosco, su un versante che di fatto è a picco sulla scarpata dove nasce il Longhella. Alla prefettura è stato chiesto il supporto per portare in quota con l'elicottero i mezzi necessari per i lavori. Cambiamo argomento, parliamo della campagna elettorale a Bassano che insomma è alle battute finali e la DC tira le somme. Siamo un partito
cioè non siamo un nome su un partito. Quindi quando diciamo questo vogliamo approfondire, vogliamo avere valori, vogliamo innestare dentro qualsiasi attività che vorremmo portare avanti il valore è della persona. In fin dei conti, che cos'è la politica se non l'arte del possibile per far star meglio la gente? La Democrazia Cristiana torna in campo a Bassano con i suoi valori e rappresenta il sistema nervoso di quel centro che si è proposto come polo d'aggregazione per una nuova forza politica. E alla politica delle idee segue quella dei progetti. È stata una campagna elettorale abbastanza partecipata e questo vuol dire che in fin dei conti la gente si è sentita partecipe di un evento. Il secondo aspetto è che molte delle cose che sono state dette sono state ripetute dai candidati, ma non poteva che essere così, visto anche un approccio che c'è stato precedentemente in questi ultimi anni di mancanza di orizzonte. La lista della spesa per la Bassano di domani c'è e come, ma deve fare i conti con il bilancio e con le difficoltà oggettive del paese per non restare un mero libro dei sogni. Ecco perché c'è una necessità forte in quella logica della lista di spesa avere fantasia e giudizio. Io credo che ce l'abbiamo messa tutta per avere fantasia, per esempio, nella viabilità e giudizio per quanto concerne anche alcuni aspetti di attrattività del territorio funzionalmente perché Bassano cambi quella marcia, che abbia in qualche modo la possibilità di innestare, anche seppur in salita, la cosiddetta 4x4. Ecco quindi cosa serve a Bassano per la Democrazia Cristiana. Recuperare competitività, capacità di attrazione, movimentazione diversa in chiave culturale, che non deve essere solo commercio culturale, ma produzione vera, autoctona di cultura, e che deve esserci una grande battaglia contro le solitudini, non solo degli anziani, ma anche dei giovani. In altri termini, tutti i mali della società vanno combattuti là dove sei. In altri termini, se vuoi tenere la tua città pulita, devi spazzare prima davanti a casa tua. Ora saliamo in altopiano dove dei 7 comuni 5 vanno al voto. Dopo le curve e i tornanti di settimane e settimane di campagna elettorale, in altopiano siamo arrivati al rettilineo finale e la volata per la vittoria è partita per tagliare il traguardo da primi anche al fotofinish. Asiago, Gallio, Roana, Foggia e Lusiana Conco, tutti al voto, tutti in cerca di eleggere, metaforicamente, la loro maglia rosa per guidare le rispettive amministrazioni nei prossimi 5 anni. Ad Asiago, Maurizio Rossetto con la lista Nuova Asiago sfida Roberto Rigoni Stern, sindaco uscente che corre ancora con Viva Asiago, lista profondamente rinnovata nei componenti ma che punta sulla continuità. Sono 3 a Gallio le compagini in corsa. La prima è quella del sindaco uscente Emanuele Munari, anche in questo caso con un mix di rinnovamento e continuità. Poi c'è la lista riconducibile all'attuale minoranza, Gallio Comunità Territorio, con Marinella Sambugaro candidata sindaco. La terza vede Gianna Marcolongo con la lista Gallio Domani. A Roana si ripresenta l'attuale prima cittadina Elisabetta Magnabosco con il gruppo parzialmente rinnovato 6 frazioni, un comune. A sfidarla Luigi Martello a capo della lista Uniti per Roana e l'Altopiano. A competere con Bruno Oro della lista Vivere Foggia c'è Melissa Alberti con Insieme per Foggia e l'Altopiano. Ecco infine l'eccezione. A Lusiana Conco si è presentata solo la lista di Antonella Corradin, una corsa solitaria nella quale l'avversario è il quorum necessario che deve superare la soglia del 40% per evitare il commissariamento del comune. Naturalmente di tutto quello che accadrà in questa tornata elettorale vi racconteremo in un'edizione straordinaria della nostra informazione a partire da domenica sera con lo spoglio delle europee e poi tutta la giornata di lunedì con tutti i comuni al voto, con un occhio di riguardo ovviamente per Bassano. Adesso passiamo però alla cronaca, ennesimo caso di violenza domestica a Bassano.
Spinge la moglie sul divano al culmine dell'ennesimo litigio stringendole le mani al collo, ma viene fermato dai figli mentre qualcuno chiama i carabinieri. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo, un 53enne di origini albanesi, da parte dei militari del radiomobile di Bassano, subito intervenuti sul posto. La donna si era già rivolta ai militari qualche giorno prima perché esausta del clima di terrore vissuto fra le mura domestiche a causa dei comportamenti del coniuge. Questa situazione andava avanti addirittura da 20 anni, ma la 39enne non aveva mai trovato il coraggio di segnalare le violenze, le minacce e le aggressioni avvenute anche in presenza dei figli. L'aggressione di qualche sera fa ha portato invece la donna a farsi visitare in pronto soccorso, da dove è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni che l'ha convinta a integrare la precedente denuncia con gli ultimi fatti. Grazie al nuovo codice rosso i carabinieri hanno tratto in arresto il violento in flagranza di reato e ora l'uomo è in attesa della convalida da parte dell'autorità giudiziaria nella casa circondariale di Vicenza. Sono purtroppo centinaia le segnalazioni di casi come questo nella provincia di Vicenza nel giro di pochi mesi. Sono state 929 le denunce per codice rosso raccolte dai carabinieri nel Vicentino, che hanno portato all'adozione di 124 misure. Numeri del bilancio annuale dell'attività del comando provinciale che parlano di un fenomeno che non accenna a diminuire. Questo è un dato assolutamente sensibile su cui strategicamente l'Arma dei Carabinieri investe molto, soprattutto nella formazione del personale che chiaramente deve fornire delle risposte immediate alla vittima e immediatamente anche all'autorità giudiziaria. Di qui l'invito a trovare il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine mettendo in moto il percorso di ascolto e affiancamento della vittima di soprusi, per cui nelle tenenze di Due Ville, Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore sono presenti 3 stanze di udienza. Arma che nell'ultimo anno si è occupata di quasi il 93% dei reati registrati in provincia, potenziando orari di apertura delle caserme e la capillarità delle presenze impegnate sul territorio. Abbiamo puntato su uno sforzo per aumentare anche la proiezione esterna delle pattuglie, che come dicevamo prima è passata da una media di 70 al giorno a quasi 80. Tra i numeri del bilancio campeggia quello relativo agli arresti, quasi 1 al giorno, così come la quantità di stupefacente sequestrato, pari a 51 kg. Fenomeno dello spaccio continuamente attenzionato, non ultima l'operazione che a settembre ha portato a disarticolare un'organizzazione nigeriana dedita al traffico di stupefacenti attiva in città e in altre province italiane. Quello che è stato inferto è stato un durissimo colpo, soprattutto l'organizzazione delle forniture su Vicenza. Come dicevo prima, siamo riusciti a chiudere i rubinetti per un periodo, ma è chiaro che questo settore è di grande interesse per la malavita, per cui si riorganizza anche velocemente e facilmente. Quindi la nostra attenzione deve essere sempre alta e il lavoro non è finito. Infine l'attenzione rivolta ai cantieri TAV in arrivo in città. Tra le indagini condotte quella a Montebello Vicentino, che ha portato all'arresto di autori e mandanti del pestaggio a danno di un dirigente di un'azienda impegnata nella realizzazione dell'opera. Da tempo che monitoriamo attentamente lo sviluppo dei lavori dell'alta velocità, che è una realtà ormai quotidiana. Quello è stato un segnale per far capire che la tensione è altissima, bisognava fare luce immediatamente su quello che era avvenuto a Montebello Vicentino, ma attraverso il signor prefetto e il gruppo interforze antimafia vigiliamo attentamente su tutto ciò che avviene in provincia. Ultima pagina, vediamo una segnalazione che ci arriva dal Lungobrenta di Bassano del Grappa. L'acqua scorre dolcemente, accompagnata dal denso profumo dei gelsomini in fiore, ma l'amenità che offre lo scorcio dal sapore antico di Via Volpato ai margini del centro storico di Bassano viene subito meno quando ci si avvicina per fare qualche passo in direzione del Brenta. La staccionata di legno mostra non solo i segni dell'usura, ma anche uno stato di deperimento molto avanzato. Già nei primi metri si notano 2 travi mancanti con evidente pericolo di caduta nel caso ci si sporgesse più del dovuto. Seguono alcuni metri di transenna sostitutiva messa a copertura e a tutela dei passanti lì dove proprio il legno non ha retto. La provvisorietà è solo apparente, dato che, come ci è stato segnalato da uno spettatore, questa situazione si presenta tale e quale ormai da 2 anni. Più che un bel vedere, come potrebbe e dovrebbe essere, è un punto magari fuori dai grandi flussi, comunque poco curato dal comune di Bassano, che alle transenne si è fermato senza arrivare ad una sistemazione dignitosa.
e addentrandosi a valle lungo la sponda destra del fiume, il sentiero che porta a Oliero, ben frequentato da ciclisti e podisti, presenta una condizione se possibile di ancor maggiore pericolo. Nulla protegge i viandanti sul lato più esposto all'acqua, in questi giorni particolarmente impetuosa. La prudenza non è mai troppa e anche per questo tutelare chi vuole godere del paesaggio è dovere di chi amministra la città. E anche voi potete segnalarci quello che non va, situazioni di degrado, cose che non vi vanno bene davanti a casa vostra, magari andando al lavoro o durante una passeggiata, al numero di WhatsApp 340 321 8379 o a redazione @reteveneta.it. Come sempre la porteremo all'attenzione di chi di dovere. Adesso cambiamo ancora pagina e pensiamo al tempo libero. È pronto a partire 100 Orizzonti, il viaggio artistico-culturale che durante i mesi estivi attraverserà e coinvolgerà 10 comuni e 10 paesaggi ai piedi del Monte Grappa. Un'edizione che si preannuncia fantasmagorica, con 18 appuntamenti in totale. Dalle pendici del Monte Grappa alle colline asolane, alle pianure di Castelfranco Veneto esiste un territorio fatto di molti comuni, tutti da scoprire. 10 di questi, in un accordo di programma insieme alla Regione del Veneto, da anni progettano culturalmente per il proprio territorio. In questo senso è un progetto unico, infatti è riconosciuto dalla Regione come progetto strategico e propone in luoghi a volte inconsueti e anche in aree a volte invisibili o sconosciute, ma assolutamente da scoprire, momenti d'arte scenica, di teatro, danza, canto, musica e quest'anno anche la possibilità di essere attivi come cittadini e di partecipare a workshop o laboratori. Un viaggio artistico culturale organizzato da Echidna con la direzione artistica di Cristina Palumbo. Il progetto ha l'obiettivo di promuovere le arti dal vivo tra i residenti e i visitatori. Noi crediamo che la cultura abbia in sé un valore di crescita del territorio e pensiamo che le persone di tutte le età, soprattutto i giovani, avendo a disposizione un'offerta culturale, abbiano una capacità, un valore in più per la propria vita. Lo scandalo dei Velox di Cadone che si complica l'iter del processo. Caso Velox, ancora nulla di fatto e tempi che si annunciano molto lunghi. Rinviata al 1 luglio l'udienza preliminare dove si doveva decidere se mandare a processo l'ex comandante della Polizia Municipale di Cadoneghe Gianpietro Moro, accusato di falso materiale in atti pubblici e tentata concussione. A causa di problemi di salute l'ex comandante non era presente in aula e solo nella prossima udienza sarà possibile capire se riuscirà ad esserlo in futuro. Non un nulla di fatto. All'udienza si sono costituiti come parti civili il comune di Cadoneghe, il sindaco Schiesaro, alcuni multati, presente anche lo sportello del consumatore che informa che per costituirsi parte civile c'è ancora tempo fino alle 12 del 1 luglio prossimo. Dopo di noi alle 21:15 il direttore Luigi Bacciali avrà come ospite una puntata decisamente interessante di Focus. Anna Maria Bigon, Paolo Bonafè, Marzio Favero, Alessandro Loddo, Michela Anieri, Leonardo Padrin, Giuseppe Paolin ed Enzo Siviero. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.